Oggi intanto un'ennesima manifestazione, nuovo sciopero dipendenti, ma vediamo gli ultimi sviluppi nel prossimo servizio. Nuovo colpo di scena nella vicenda ATP, l'azienda di trasporto pubblico padovana. Quest'oggi, in concomitanza con uno sciopero dei dipendenti ATP e ACAP, che ha paralizzato il servizio in città e provincia per tutta la mattinata e parte del pomeriggio, la provincia ha spedito un fax alla regione con cui ha rimesso al Consiglio e alla Giunta regionale la gestione dell'azienda. In pratica la provincia si chiama fuori, come ultimo tentativo giocato in extremis per coinvolgere la regione nell'esplorazione delle ultime residue possibilità di soluzione del nodo ATP. Assessore, a questo punto la situazione com'è? Direi che è gravissima, in quanto abbiamo il problema di 30.000 utenti che dal giorno 30 di questo mese resteranno senza trasporto pubblico e 476 dipendenti che restano senza lavoro. E alla Regione che cosa chiedete in pratica? Noi chiediamo alla Regione di assumere una decisione politica che dia una soluzione per il trasporto pubblico a Padova. Finora abbiamo avuto delle indicazioni interlocutorie che non sono andate nel senso di una soluzione vera del problema, adesso il problema si rivela nella sua drammaticità e nella sua urgenza. Quindi a questo punto è la Regione che deve farsi carico del trasporto pubblico qui a Padova in provincia? Alla Regione credo